nel mondo e basilico ad oggi convivono non solo nella tradizione ma di fatto con una vetrina condivisa che è stata inaugurata questa mattina con il rituale taglio del nastro tra eccellenze del territorio e eccellenti testimoni della Liguria stessa. Salita Santa Caterina, città metropolitana, ha una vetrina che l'ha data, diciamo, all'associazione Liguri nel Mondo in modo che possano mandare in onda tutti gli eventi, anche a chi non l'ha vissuti, in prima persona, passando e visitando dove c'è anche la sede del Basilico DOP. Grazie a Claudio Garbarino, che è stato quello che ha dato l'impulso a quest'idea un giorno che eravamo a Torriglia al pomeriggio, ci prendevamo un caffè e gli è balzata questa, ha avuto una visione. Dice: come facciamo per lanciare e rilanciare questa associazione dei Liguri nel mondo? Guarda che in Salita Santa Caterina abbiamo una vetrina che praticamente è orfana e non potremmo utilizzarla, è nato tutto da lì. Avremo qui una vetrina dove ci saranno tutte le notizie che riguardano appunto i Liguri nel mondo, la questione anche il peso, non ne parliamo, international, e quindi è bellissimo, sono molto felice e contenta. Fa piacere questa collaborazione con l'Associazione Liguri nel Mondo, perché la cultura gastronomica è uno degli elementi che mantiene legati facilmente gli italiani all'estero, alla loro terra e alle loro tradizioni. Quindi direi che in questo senso è proprio particolarmente calzante questo connubio. Sicuramente la Film Commission, ma anche il Centro Studi Amadeo Peter Giannelli sono sempre presenti in iniziative dell'Associazione Liguri nel Mondo, perché riteniamo che sia importantissimo valorizzare quello che hanno fatto i Liguri in passato, ma quello che stanno facendo i Liguri in giro per il mondo. Per cui il connubio enogastronomia, storia e turismo delle radici è sicuramente un fil rouge che ci collega da generazioni a promuovere iniziative come queste. Sì, noi con i ragazzi abbiamo fatto 2 viaggi, uno nel 2023, uno nel 2022, uno in Argentina, l'altro in Florida, e abbiamo fatto un viaggio nella gastronomia ma anche nel ricordo, nelle radici. Abbiamo fatto una traversata e siamo andate in Argentina e sono Lorena e Viola. È stato un po' come ritornare in Italia, è stato molto a casa e anche la cultura italiana del cibo è molto presente in Argentina. Abbiamo avuto la sensazione di sentirci come a casa perché la gente è stata molto accogliente e molto inclusiva, non solo dal punto di vista del cibo ma anche proprio come famiglia.